in collaborazione con In questa puntata protagonista è il miele attraverso gli eventi delle manifestazioni apistiche di Castel San Pietro Terme che hanno il loro momento clou nel concorso Tre Gocce d'Oro, arrivato quest'anno alla 40ª edizione con tanti record, ma tra le novità di quest'anno anche il concorso dedicato ai ristoranti chiamati ad interpretare il miele in cucina. Una filiera tutta italiana del luppolo, anzi direi emiliano-romagnola. Ci occuperemo di questo perché questo ingrediente essenziale per produrre la birra è entrato con prepotenza nella coltivazione dei nostri territori. Ce ne siamo occupati, siamo andati in Romagna dove c'è una cooperativa, tra l'altro composta per la prevalenza di donne, che ha puntato su questa filiera. E noi siamo a Castel San Pietro Terme dove il concorso Tre Gocce d'Oro Grandi Mieli d'Italia nell'ambito delle tradizionali manifestazioni apistiche celebra una 40ª edizione con numeri da record. 1222 sono i campioni di miele pervenuti alla giuria e da parte di 472 apicoltori. E poi ci sono tante novità perché aumentano le sezioni del concorso, si amplia l'esplorazione dei territori, quest'anno un focus specifico sull'Abruzzo che si aggiunge a quelli già esistenti e dedicati ai mieli di Puglia e ai mieli di Sicilia, e poi naturalmente non dimentichiamo i millefiori, i mieli da presidi slow e quelli da apicoltura biologica. Ma la valorizzazione del miele italiano passa anche attraverso la cucina e allora l'altra grande novità di questa edizione è il primo concorso dedicato ai ristoranti chiamati ad interpretare questo alimento, perché in realtà è davvero un alimento più che un ingrediente, questo alimento naturale, antico, gustoso e salutare. E allora una 40ª edizione nel segno dei record per il concorso Tre Gocce d'Oro Grandi Mieli d'Italia in un'annata che è stata ovviamente caratterizzata da difficoltà e quindi insomma questo risultato è ancora più importante, un record di partecipazione, un monitoraggio sulla qualità del miele italiano attraverso il lavoro che fa da tanto tempo l'Osservatorio Nazionale del Miele, e poi qui a Castel San Pietro Terme anche tante occasioni di approfondimento attraverso convegni, focus specifici anche dedicati all'apicoltura biologica. Allora Alberto Contessi, presidente dell'Osservatorio Nazionale del Miele, per commentare questa 40ª edizione del concorso, ma più in generale le manifestazioni apistiche. Sì, quest'anno è un anno particolare per due motivi, come appena è stato detto. Il primo che è il nostro 40esimo dell'edizione del concorso, che è un risultato non da poco, e l'altro è quello che siamo costretti a farlo in una situazione di emergenza. È un anno record dal punto di vista del concorso, hanno partecipato 1222 mieli e quindi è un risultato che non ci aspettavamo. Tutti i mieli presentati col nuovo regolamento soltanto da apicoltori professionali. Il risvolto negativo della medaglia è che siamo all'ennesimo anno negativo per l'apicoltura. Usiamo da 2 anni, 2016-2017, veramente disastrosi. Il 2018 c'era stata una ripresa, ci aveva fatto sperare che la tendenza tornasse a migliorare, poi abbiamo avuto il 2019 riconfermato col 2020 ancora un'annata negativa. Malgrado ciò gli apicoltori ancora ci credono e continuano a produrre, continuano a mandare i campioni al concorso. Cioè il fatto dei campioni al concorso sono lo specchio della volontà da parte degli apicoltori che, malgrado la crisi che si ripercuote ormai da più anni, ma non vogliono mollare. Il prezzo del miele, in carenza di miele, tutto lascia presupporre che debba aumentare e invece in questi anni non solo non è aumentato ma è diminuito.
Questo a causa della concorrenza dei mieli esteri di importazione, non solo il famoso miele cinese o il falso miele, che purtroppo c'è anche quello, ma anche da parte di paesi, soprattutto dell'est europeo, che riescono a produrre a prezzi molto più bassi del nostro. Purtroppo la normativa europea non ci aiuta o non ci aiuta a sufficienza, perché è vero che noi abbiamo una legge che obbliga a riportare nelle etichette del miele il paese di produzione, ma non vale per tutti i paesi europei. Per cui il miele italiano riporta miele italiano e quindi il consumatore questo lo deve sapere, ma se è miele che è stato nazionalizzato in altre nazioni dell'Unione Europea, dall'etichetta riusciamo solo a capire che è una miscela di mieli, ma l'informazione rimane molto vaga. Per il resto l'Unione Europea sta credendo comunque nel settore, non tanto per l'importanza che ha il valore economico del miele, ma per l'importanza che hanno le api nella salvaguardia dell'ambiente, della flora spontanea e della biodiversità. E poi parliamo anche di apicoltura biologica, c'è anche un approfondimento, un focus specifico dedicato proprio a questo. Quali sono i nodi ancora da risolvere nello specifico per l'apicoltura biologica e cosa rappresenta, anche qual è il valore aggiunto ovviamente per chi sceglie di fare questo tipo di apicoltura? Ecco, il settore dell'apicoltura biologica è un settore molto particolare nell'ambito del biologico in genere. Perché dico questo? Perché non è valorizzato alla pari degli altri settori di prodotti agricoli, ortofrutticoli in generale, dove la forbice fra il prezzo di un prodotto ordinario e di un prodotto biologico è comunque abbastanza sensibile. Nel settore, e ci stiamo cercando di chiedere il perché, del perché invece nel settore miele biologico questa forbice sia molto stretta, circa il 10% anche meno, che non copre i maggiori costi, che sono molto più elevati del 10%, della produzione del miele biologico. E quindi stiamo cercando di valorizzare il miele biologico. Per questo da 3 anni abbiamo istituito una sezione nell'ambito del premio 3 Gocce d'Oro, e una sezione riservata al miele biologico, per cui viene giudicato con gli stessi criteri di tutto l'altro miele. Però se viene presentato un miele biologico di Acacia, il migliore miele biologico di Acacia viene premiato, indipendentemente che sia anche premiato come il miglior miele d'Acacia in assoluto. Quindi avendo il suo settore, il miele biologico viene valorizzato e nella guida che noi distribuiamo viene segnalato con un marchio apposito. Ma dove sta andando il miele biologico e su quali interventi di sostegno può contare il settore? Lo abbiamo chiesto a Roberta Caffiero, responsabile agricoltura biologica per il MIPAF. Il settore biologico è un settore in grande fermento perché l'Unione Europea ha approvato la Farm to Fork e ha previsto per il 2050 un aumento della SAO biologica europea in genere. L'Italia è un paese già leader in agricoltura biologica ed è leader in tutti i settori. Come ha detto anche il Presidente dell'Osservatorio, nonostante non ci sia un grosso differenziale di prezzo per il miele, l'apicoltura è perfettamente in linea con gli altri settori bio e noi siamo il secondo paese in Europa dopo la Bulgaria per quanto riguarda il miele biologico, la produzione di miele biologico. Quindi abbiamo il 15% degli alveari circa biologici, che corrisponde esattamente al 15% della SAO biologica, e quindi di quello che riguarda tutto il settore del bio, ed abbiamo anzi un numero di operatori biologici che è superiore in percentuale rispetto al numero degli operatori biologici nazionali negli altri settori. La media è il 6,2% operatori biologici nazionali e per quanto riguarda l'apicoltura invece è il 7,5%. Quindi è un settore che nonostante tutto, proprio perché gli apicoltori ci credono, perché il biologico si caratterizza per l'esternalità positiva che ha sull'ambiente, è un settore che cresce, che va bene e che andrà sempre meglio anche per le risorse che sta impiegando l'Unione Europea e il governo sul bio. Entro questo mese ci sarà anche un bando per l'agricoltura biologica che interesserà anche la zootecnia e quindi anche gli apicoltori del valore di 4 milioni e 200. Quali sono però ancora magari i nodi critici su cui bisogna lavorare?
I nodi critici su cui bisogna lavorare saranno le materie tematiche del bando, perché praticamente si lavorerà anche sulle specie maggiormente resistenti e sulla sostituzione dei materiali, perché il nuovo regolamento europeo sul biologico, che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2021, ma recentemente abbiamo richiesto insieme agli altri paesi una proroga a causa del Covid che ha determinato dei rallentamenti, prevede che nell'apicoltura biologica non potranno essere utilizzati più la plastica, non solo per gli alveari ma anche per tutti i materiali accessori. Quindi c'è bisogno di studi ad hoc che dovranno essere fatti con gli apicoltori e con gli enti di ricerca e le università per individuare dei materiali alternativi e anche delle specie di api che siano maggiormente resistenti, e queste saranno tra le altre le materie del bando e dei finanziamenti che il Ministero porrà a disposizione delle università e delle aziende. E allora andiamo a vedere cosa è accaduto durante le premiazioni della 40ª edizione del concorso Tre Gocce d'Oro, e questa naturalmente è anche un'occasione molto importante per conoscere più da vicino il ricchissimo mondo dei mieli italiani, la biodiversità espressa dai diversi territori, e pensate che sono oltre 40 i monoflora, e poi tutto il mondo dei millefiori, dove naturalmente fa molto anche la fantasia degli apicoltori. E allora andiamo ad incontrare alcuni degli apicoltori premiati, ci raccontano il miele grazie al quale hanno ottenuto il riconoscimento, e magari ci raccontano anche qualcosa della loro passione. Salve, mi presento Giulio Iacovanelli, apicoltore da 5 generazioni ormai, grande azienda di apicoltura in Abruzzo, professionisti da tanti anni. Siamo quest'anno riusciti a vincere con un miele molto raro di rosmarino, un miele molto fruttato, particolare, delicatissimo, difficile da produrre anche perché vuole la sua temperatura, il suo grado di umidità del terreno, perché sennò è difficile che esca questo tipo di fiore. Sono Michele Papagna dell'apicoltura Mieli Papagna, veniamo da Manfredonia in provincia di Foggia in Puglia. E quest'anno la nostra azienda compie 63 anni, siamo alla 3ª generazione e abbiamo delle zone straordinarie perché c'è del microclima molto caldo, soprattutto nei periodi invernali, e poi abbiamo delle fioriture molto rare, il miele di fiori di rosmarino che è stato pluripremiato in questi anni, e anche il miele di timo che produciamo nella medesima zona nel periodo estivo. Un miele molto caratteristico dal profumo floreale leggermente speziato. Sono Pancaldilara, di apicoltura Pancaldilara di Budrio, e questo è l'attestato, la targa anzi, che riconosce le 3 gocce d'oro al miele di erba medica che abbiamo presentato al concorso di quest'anno. Una bella soddisfazione perché le 3 gocce d'oro con l'erba medica non le abbiamo mai ottenute. In passato con altri mieli, girasole, millefiori e acacia, ma sull'erba medica ci mancava. Di solito è un miele che viene smielato assieme ad altre essenze, quindi finisce nel millefiori. La selezione di un monoflora di erba medica spesso quindi richiede un po' più di attenzione rispetto alla selezione di altri monoflora. Ci fermiamo per una piccola pausa, dopo linea a Claudio Ferri con A Cielo Aperto, però noi da Castel San Pietro Terme ci ritroviamo sul finire di puntata perché le sorprese sono ancora tante e continueremo a vivere questo importantissimo anniversario, questi 40 anni del concorso Tre Gocce d'Oro Grandi Mieli d'Italia, con la serata speciale che vede tra i protagonisti anche i ristoratori chiamati ad interpretare il miele in cucina.